Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy, puntata di questa sera che racconta la storia di un emigrante di successo. Parliamo di Cristiano Visentini, quindi sveliamo il nome dopo che sui social avevamo omesso il cognome di questa persona, che è anche il fondatore, presidente amministratore delegato di Mastrobottaio SRL. Con noi c'è anche parte del suo team, della sua squadra. Buonasera intanto Cristiano, Buonasera benvenuto, a tutti. benvenuto qui. Cristiano, la tua storia la vedremo durante tutta la trasmissione. Farei una presentazione anche del team che ti accompagna qua. Abbiamo con noi Angela Todone, che è la responsabile amministrativa. Buonasera. Lei, signora Todone, com'è che ha conosciuto Cristiano? Da quanto tempo lavora presso Mastrobottaio? Io Cristiano lo conosco da tantissimi anni e ufficialmente faccio parte dello staff Mastrobottaio dal 2008 e prima lavoravo per lo studio che gli faceva la consulenza amministrativa e fiscale e poi quando mi sono trasferita direttamente da lui in azienda e seguo la parte amministrativa. Lo conosco fin dai tempi in cui lavorava nel suo garage di casa e mi ricordo che andavo a prendere la documentazione fiscale e quindi ho un ricordo ben vivido di tutto quanto. Ecco, un'azienda che poi Mastrobottaio è andata ingrandendosi, espandendosi e che avremo modo anche di raccontarla durante la trasmissione, no? Assolutamente sì, si è espansa esponenzialmente dalla sua costituzione in poi e tutto questo è merito proprio di Cristiano e del lavoro, dell'impegno che ci mette giornalmente perché la Mastrobottaio è praticamente Cristiano Visentini. Ecco, signor Visentini, prima abbiamo iniziato a darci del tu, adesso torniamo a lei. Ci presenti un po' il resto della sua squadra qui presente e magari ci racconta un po' come vi siete conosciuti, poi anche ovviamente la squadra e le persone qua diranno un po' che ruolo hanno e via discorrendo. Beh, l'azienda diciamo, è divisa in due rami, il principale è questo friulano, appunto dove c'è la Mastrobottaio, e un'altra parte produttiva di legname che ha sede in Croazia e ovviamente tutti i dipendenti non possono essere qua con noi. Oggi c'è una parte dello staff italiano, ne mancano un paio per motivi diciamo, di vacanze e piani ferie. Diciamo, l'operaio più anziano che è partito con me è Michele Gasic, che ci siamo conosciuti, cioè la nostra conoscenza è stata prima un'amicizia, e seguito una vacanza fatta insieme proprio in Croazia. Lui diciamo, si lamentava delle condizioni lavorative dell'azienda in cui lavorava prima, io semplicemente gli ho detto prova a venire a lavorare da me e vediamo cosa nascerà in futuro. Ecco, e com'è andata Gasic poi? Molto bene, perché alla fine sono 8 anni che lavoro qui con Cristiano e ho imparato un nuovo mestiere. Che sarebbe il suo mestiere? E il mio mestiere sarebbe quello del bottaio, fra virgolette. Ma lo spieghi un po' ai nostri telespettatori che magari poi non conoscono sempre tutte le cose. Beh, diciamo, no, che il cliente ci viene a riportare delle botti, diciamo, fra virgolette, non più utili al vino e noi le rimettiamo a nuovo. Quanto tempo ci vuole per questa? Beh, diciamo che ci può andare dalle 2 ore alle 3 ore, dipende, perché ci sono varie cose che vanno fatte. La botte viene aperta e viene fatta una legatura interna con vari macchinari e poi vengono richiuse, lavate e vaporizzate per vedere se sono a posto per metterci di nuovo il vino. Ecco, e quanto tempo gli ci è voluto, signor Gasic, per imparare questo mestiere? Perché, come ha spiegato prima Visentini, lei veniva da un altro settore. C'è sempre da imparare in questo mestiere, perché non è, il legno è una cosa naturale, quindi c'è sempre da imparare, non è facile. E invece ci sono altri due suoi colleghi, signor Visentini, parliamo di Eric Bellusci e Mauro Tomasetti, entrambi operai montatori. Come li ha conosciuti, come li ha selezionati per la sua azienda e poi dopo chiederemo anche a loro un po' di presentarsi? Fondamentalmente non ho mai ricercato diciamo, la dipendenza dei miei dipendenti tramite società, è stata sempre una nascita fortuita. Per esempio l'ultimo arrivato appunto che è Tomasetti, fondamentalmente era un mio vicino di casa e da un giorno all'altro fondamentalmente ha perso il lavoro in concomitanza all'acquisto della prima casa con la propria compagna. Niente, mi ha raccontato l'aneddoto, io ero in trasferta in Francia e ho detto anche in questo caso qua tranquillamente vieni il lunedì
parla con Michele e gli altri ragazzi e vediamo come va. Ormai adesso insomma è qualche tempo è con noi, che mi sembra siano 2 anni e mezzo adesso se non sbaglio. Sì, esatto. Ecco, ci racconti Tomasetti un po' anche di questo incontro, combinazione fortunata, perché le ha sbloccato una situazione di vita un po' complicata, stante quello che ha raccontato il signor Visentini. Beh, diciamo che ero un novello del settore io, venendo da un metalmeccanico, quindi proprio un settore ignoto a me, questo del legno. Effettivamente l'ho trovato molto interessante, ricco di sfaccettature che mi hanno portato a continuare questa collaborazione col signor Cristiano. Ecco, e invece che cosa dire di Eric Bellusci, signor Visentini? Beh, allora, mettendo anche una nota divertente, è la testa calda dell'azienda, fondamentalmente. Per quello l'avete messo in fondo. L'abbiamo messo un po' lì in castigo per questo sì, motivo qua. Sì. Marcato a uomo dalla è il più aggressivo, diciamo, della compagnia Mastro Bottaio, però anche lui è stato, uso una parola sbagliata, raccomandato da un ex dipendente che ci ha lasciato non per motivi, diciamo, di antipatia o comunque incomprensione, ma perché aveva un progetto all'estero. E anche in questo caso qua semplicemente ho chiesto proviamo, perché fondamentalmente l'autostrada è sempre a doppio senso di marcia, conseguentemente bisogna avere questa conoscenza reciproca per vedere se veramente i tempi sono maturi per lavorare insieme. Bellusci, lei che cosa dice a sua discolpa? Ma no, me discolpa, appunto come dice il signor Visentini, sono arrivato tramite questa un segnalazione. Amico, esatto, ho provato il lavoro mi piace, comunque anche perché è un lavoro non, diciamo, non monotono, c'è sempre qualcosa da imparare, quindi è divertente, un po' faticoso, però insomma bene. Insomma. Bene, bene. Ecco, ma tornando invece a Visentini, perché in fin dei conti il titolo gliel'abbiamo dedicato a lei e anche il post sui social, la sua storia è una storia particolare perché di fatto la sua specializzazione sarebbe nel settore della meccanica, addirittura della meccatronica. Lei ha fatto il perito, si è diplomato al Galileo Galilei di Gorizia, esatto. Corretto? E poi dopo poco tempo c'è stato un fatto che le ha fatto venire in mente di andare in Francia. Qual è stato questo fatto che l'ha fatta un po' Beh, è cambiare? stata una conseguenza di una serie di eventi che fondamentalmente mi ha fatto capire fin da subito che comunque il futuro in automazione e robotica non era la mia strada proprio da un punto di vista emotivo. Di conseguenza ho iniziato a fare il falegname, mestiere che comunque ho sempre fatto perché essendo cresciuto per metà, diciamo, in settore agricolo col nonno e per metà in settore invece industriale, che era la sede nel Manzanese, ovviamente con tutte le conoscenze che si avevano, ho iniziato a fare il falegname e fondamentalmente, seguito un lavoro che avevo fatto per una signora in una barca alla Lega Navale, mi ha chiesto un piacere e mi ha detto se potevo fargli un secchio di legno per macerare le rape. Fondamentalmente io questo secchio gliel'ho fatto, ci ho messo 6 mesi per produrlo perché ovviamente non avevo nessuna tecnica costruttiva su botti o secchi di legno e da lì è partita l'idea, grazie poi alla conoscenza anche di mio fratello di molte aziende agricole, le ho contattate e fondamentalmente sono andato a conoscere quelle che erano le aziende produttrici di botti magari più in auge o considerate le migliori nelle varie aziende agricole friulane. Ho selezionato un po' di questi nominativi facendola abbastanza breve perché ovviamente quando si parla del 94 e del 95 per cui non c'era comunicazione veloce come c'è adesso, non c'erano i social, non c'erano le email. Quindi si andava per contatto diretto, che forse era anche meglio. Si andava per contatto diretto, io sono andato per contatto diretto fino all'esasperazione perché ovviamente i francesi inizialmente non volevano formare un amico, diciamo, oltralpe che poi in un futuro lavorasse con le loro tecniche. Vediamo anche alcune foto, prego la regia di mandarle, della sua esperienza in Francia. Ecco, quella sulla sinistra è quella che abbiamo usato anche nei social. Ma questo signore qua era uno dei suoi formatori? Chi era? In che azienda era qua Visentini? Allora, lì proprio l'arrivo alla Tonnerie Vicard e questo signore si chiama Marcel Ami, è il primo operaio con cui ho avuto a che fare. Era un artigiano? Era un dipendente dell'azienda, però io gli devo molto perché fondamentalmente mi ha adottato. Io sono andato in Francia non percependo denaro, facendo 16 km di corsa perché non avevo una bicicletta niente,
la mattina e la sera rientrando da lavoro, e Marcel mi ha aiutato fondamentalmente, devo dire la verità, sia sulla formazione del lavoro meccanico, sulla formazione mentale, e anche mi ha dato una mano proprio economica e su tutto. Ecco, lì la vediamo infatti all'opera. Sì, lì sono 24 anni fa e 20 kg fa. Ecco. Ma lì quanti anni aveva lei? Allora, se li parliamo 94, per cui io avevo 94 fino al 97, dai 22 fino ai 26 anni sono stato fuori dall'Italia. Ecco, ma cosa frulla nella testa di un emigrante come lei? Cioè in quegli anni qual era la sua sensazione mentre era in Francia? Che stava imparando, che aveva un senso, che si sentiva lontano da casa, si sentiva discriminato lì? Cioè quali sono state le sue sensazioni in quegli anni? Provi a ricordarsele, Visentini. Ma io me le ricordo molto bene, come una sensazione ovviamente di un impegno, ma dall'altra parte c'era quasi una frenesia emotiva nella voglia di imparare e crearsi un futuro, un'impresa propria che potesse poi dare una soddisfazione ovviamente sia personale che economica, e anche per creare un futuro, diciamo, familiare per l'azienda. Io direi a chiunque, non dico di farlo come l'ho fatto io, però direi di provare almeno di fare 2 mesi ad anno, 3 mesi ad anno, magari in delle condizioni un po' di austerità, per rendersi conto di quanto bello poi è la vita che nella realtà uno fa. Ecco, e oltre a questa sua raccomandazione, lei anche frequentava, mentre era in Francia, dei corsi presso l'università, se non sbaglio, di Bordeaux, e anche lì andava in bicicletta a 120 km. Allora, fondamentalmente il mestiere del bottaio, un mestiere che non si ferma semplicemente a una produzione meccanica di un contenitore, un vaso vinario per il contenimento di qualcosa di alimentare. Spesso chi fa legno, cioè chi fa botti, conosce molto poco il vino, e viceversa chi fa il vino conosce molto poco il legno. Il mio interesse non era quello di apprendere un mestiere meccanicamente, che è la cosa più semplice, ma andare visceralmente su quello che è la materia prima. Ho avuto la fortuna, cioè, di essere a Cognac, per cui in autostop, o quando magari c'era una lira, perché quella volta c'era una lira, o meglio i franchi, si prendeva l'autobus, si andava come autodidatta all'Università Bordeaux, che era molto difficile entrare. Ho avuto la fortuna di essere preso sotto le ali del professor Glory, che è uno dei più importanti luminari dell'enologia dell'ultimo secolo, che mi ha fatto leggere e scrivere e studiare, assaggiare tutto quello che fossero stati, ovviamente francesi, le relazioni legno-vino. Questo non è un punto di arrivo, un punto di partenza, solo per capire dove si può arrivare, perché ovviamente tutto quello che c'è alla base di una base aromatica di un vino fatto in Francia o in Spagna è completamente differente da quello fatto in Italia. Per cui quello che è il nostro lavoro reale in questo momento della nostra azienda è quello di fare ricerca continua, ad adattare il più possibile la nostra, diciamo così, manifattura al servizio del cliente come risultato finale. Bene, ci fermiamo un attimo per la prima interruzione pubblicitaria e poi torniamo di nuovo qui con il signor Visentini e il suo team a parlare della sua avventura imprenditoriale. Signor Visentini, l'avevamo lasciata in Francia e dopo alcuni anni di formazione nel paese transalpino, lei poi ha deciso di rientrare in Friuli. Come mai? Il progetto fin dall'inizio è stato quello di creare un'azienda e mi ero ripromesso di cercare di riprovare un'azienda e avere una crescita professionale in Italia. Ecco, ma l'inizio in Italia com'è stato quando è tornato? Ha rimpianto un po' la Francia o no? Rimpiango ancora ora la Francia comunque per me è stata una seconda terra. Bisogna anche dire una cosa, i francesi non sono i migliori produttori al mondo di botti, anzi gli italiani hanno forse la tradizione più antica insieme all'Austria di produzione di botti grandi. La scelta di andare in Francia è stata mia perché volevo fare un'esperienza all'estero, lontano un po' da tutti, per vedere se ero in grado di gestire sia emotivamente che anche, diciamo così, fisicamente questo distacco dalla mia normale vita. Ma cosa le manca della Francia, che prima diceva che li rimpiange un po'? Forse la semplicità di quei momenti, perché fondamentalmente attualmente
chiunque abbia un'attività in Italia si rende conto che è un impegno notevole portare avanti appunto il proprio business. Io rimpiango forse moltissimo la semplicità di quegli anni lì e come trascorreva la giornata, che adesso è completamente cambiata, nonostante ovviamente la possibilità economica o la tranquillità economica quella volta non ci fosse stata. Ma perché è difficile fare imprese in Italia? Quali sono le cose che a lei, i visentini, danno più fastidio, che magari non le permettono di concentrarsi sul suo business, ma deve vedere di altre robe? Beh, qua si sfonda una porta aperta e penso chiunque potrebbe rispondere nella stessa maniera. Sicuramente la parte amministrativa è diventato un volano pesantissimo da portare avanti. Io dico sempre ai miei clienti attualmente che sono diventato molto più bravo a far carte che a produrre botti. E questo grande lavoro è stato tolto appunto da Angela, che adesso segue completamente questa parte amministrativa, nonostante ci debba essere sempre la presenza di un titolare per qualsiasi forma di autorizzazioni, certificazioni e tutto quello che serve del corredo amministrativo nel gestire un'azienda, che comunque è diventato complicatissimo. Il lavoro puro non sarebbe un problema, perché nonostante il nostro lavoro sia un lavoro di fatica, è un lavoro anche di piacere, e se uno ha intrapreso questa carriera è perché comunque è amante di quello che sta facendo. Di conseguenza, se non avessi problematiche amministrative o la garanzia del credito o il problema appunto dell'incasso, tutte queste cose qua, il lavoro sarebbe veramente una vacanza continua, cosa che invece adesso non è sicuramente. E i suoi esordi imprenditoriali in Italia dal 98 in poi come sono stati? Diceva prima la Todone, la sua responsabile amministrativa, che lei è partito dal garage di casa, come tantissimi altri in Italia, ma anche, voglio dire, in California un po', perché abbiamo sentito un po' di tanti che sono partiti così. L'aneddoto più bello è stato, ovviamente, è riferito a mio padre, che al momento della partenza dalla Francia gli ho detto: papà, vado in Francia, e mi ha risposto: bene. Circa 3 anni dopo l'ho richiamato e gli ho detto: guarda che ritorno a casa, e lui mi ha risposto: a volte ritornano. Comunque mi è venuto a prendere in aeroporto Venezia, siamo rientrati, ovviamente come ho detto prima non avevamo le possibilità di comunicazione veloce e moderna come adesso, e ho scritto di pugno 600 lettere di presentazione che ho spedito via posta, fantastico, cioè sembra di parlare veramente della preistoria, invece sono passati 20 anni, veramente sembrano un altro secolo. E intanto ho detto che prima di avere un feedback di queste presentazioni che avevo ovviamente spedito in varie aziende friulane e non, ho detto: ho la possibilità, il tempo di cercare magari un posto dove iniziare l'attività, per cui un piccolo capanoncino, un qualcosa da mettere a posto, qualsiasi insomma, forma di capannone industriale per poter iniziare l'attività. La cosa incredibile fu che nell'arco di 1 settimana e mezza mi ritornarono più di 150 lettere, perché all'inizio mi sono presentato non come bottaio, venditore, ma come manutenzione, e mi sono reso conto che veramente il mestiere è questo, cioè la capacità anche di aggiustare qualcosa che viene venduto, un servizio post vendita, mancava totalmente nel settore, per cui la mia presentazione è stata fatta come un manutentore di botti, e come ho detto prima, la cosa incredibile che mi ha fuorviato è la risposta così rapida, nonostante appunto queste tecniche di comunicazione, che mi hanno bloccato praticamente nel garage di casa. Non ho avuto il tempo di cercare nulla e da lì sono partito. Da Dolegna del Coglio? Quindi. No, da Manzano, proprio dal garage di casa. Si parla di una tettoia in lamiera classica che si vede nelle case contadine di 4 metri quadri, un garage da 16 metri quadri, dove è iniziata l'attività di manutentore. E pian piano, con la calma ovviamente e con tanto lavoro, il sabato e la domenica si lavorava sempre, gli amici venivano a trovarmi con le bottiglie di vino, le appoggiavamo sulle botti mentre continuavo a lavorare, e pian piano con la calma, con ovviamente tanta passione e voglia di fare, e l'azienda pian piano si è sviluppata, siamo andati in affitto in una prima struttura, fino ad aver creato poi la Visentini Cristiano come manutenzione, si è evoluta nella Mastro Bottaio, che è l'SRL attualmente, diciamo, la società attuale, e abbiamo preso sede a San Vito al Torre. Nel corso di questo sviluppo in Italia, nello stesso momento, ho iniziato a lavorare anche in foresta croata, sui tagli, sulla materia prima,
sulla clonazione da seme, su tutte le ibridazioni che abbiamo sui roveri, sul rimpianto, e per cui si sono separate le strade dove la parte croata ha la specializzazione della materia prima, mentre la parte italiana ha la specializzazione della finitura e della costruzione dei materiali. E così l'azienda appunto è andata avanti fino ad arrivare alla dimensione siamo adesso, che comunque la nostra azienda è un'azienda molto piccola, però in costante crescita, sia di numero di clientela che anche in numeri di cifre d'affari. Ecco, ma è più facile fare impresa in Croazia o in Italia? Lei che può vedere questo diciamo così, confronto fra i due paesi. Un'impresa fondata sulla sabbia ovviamente non ha destino da nessuna parte. Non c'è più facilità da una parte dall'altra, perché anche i paesi, io diciamo, ho fondato quest'altra azienda in Croazia non per motivi di costi, ma semplicemente perché avevo la materia prima, per cui il legno più vicino a casa. Era stato un puro risparmio logistico. Però, ma perché in Friuli non si trova legno? Qual è il problema sulla materia prima? In Italia fondamentalmente non abbiamo nessuna materia prima, cioè non abbiamo legname da costruzione industriale. L'industria, se si prende un esempio della sedia, è nata appunto perché nei boschi che avevamo noi in zona gli alberi non erano talmente grossi per poter produrre tavolame da falegnameria, per cui tavoli o diciamo mobili più grossi. E sì, la nostra produzione è stata appunto del gelso, in questo caso del Morus alba, per fare la seta per ovviamente i telai delle sedie, e i piccoli arbusti o gli alberi di piccola dimensione per la produzione delle sedie stesse. Per cui fondamentalmente tutto il legname che usiamo in Italia è tutto di importazione, a prescindere dal tipo di specie botanica che si utilizza. Ecco, è molto interessante anche l'aspetto del lavoro manuale. Si dice che abbiamo fatto, anche lei ha fatto prima questo confronto in 20 anni, è cambiata la tecnologia, il modo di comunicare delle persone, le email, i telefonini rispetto a prima che c'era più un contatto diretto. Ma in questi 20 anni lei ha visto anche modificarsi la predisposizione anche dei giovani al lavoro manuale? Magari dopo lo chiediamo anche ai suoi collaboratori, ma da parte sua vede che i giovani hanno ancora voglia di sporcarsi le mani, di fare un lavoro dove la componente fisica è importante, oppure si fa fatica a trovare magari i dipendenti perché nessuno vuole più mettere le mani in pasta, come si suol dire? Ma più che fatica sono diventate delle mosche bianche. Io non ho problemi di xenofilia o xenofobia, fondamentalmente tutti i miei dipendenti sono italiani, ma non perché non voglio avere degli stranieri, io semplicemente voglio avere delle persone che abbiano voglia di lavorare e poter sviluppare insieme quello che è un progetto. Per cui quello che è la base di tutto è la mancanza di voglia, fondamentalmente quasi tutti i curriculum o comunque la gente che ancora si presenta in azienda in cerca di lavoro vogliono essere inquadrati semplicemente in reparti commerciali o post vendita e fondamentalmente fare lavoro d'ufficio, lavoro d'ufficio o lavoro di contatto commerciale, ma fondamentalmente tutto quello che è la parte fisica non lo vogliono fare, che per me è fondamentale, perché l'80% della produzione di una botta, anzi l'85% è manuale. Ecco, io chiederei magari a Tomasetic, che mi ha molto colpito la sua storia che lei prima ha raccontato, quando le venne fatta quella proposta, al di là delle condizioni particolari in cui si trovava, non l'ha spaventata al fatto di dover fare poi un lavoro con una componente manuale, fisica così importante? Beh, allora, diciamo che io ho sempre fatto un lavoro manuale, anche se il mio studio mi ha aperto altre strade. Che cosa aveva studiato lei, Tomasetic? Io ho fatto un istituto tecnico. Quindi lei è perito? Sì, elettrotecnico. Ma mi è sempre piaciuto mettere le mani, come ha detto lei prima, in pasta e di conseguenza ho sempre fatto un lavoro manuale. Mi affascina il lavoro manuale e l'esperienza che ho fatto col signor Cristiano era una sfida all'inizio e dopo invece la cosa è diventata una cosa che a me è piaciuta personalmente e di conseguenza da cosa nasce cosa e abbiamo continuato e stiamo continuando questo rapporto. Ma lei vuole continuare nel reparto dov'è oppure lei sogna, un po' come diceva prima Visentini, di finire anche lei dietro una scrivania in un ufficio a fare il commerciale, il post vendita? Ma personalmente anche no, cioè io preferisco il lavoro manuale a quello, però è la mia opinione personale questa. Certo, a suo fianco c'è anche il capo reparto, Gasic. Qual è la sua
posizione rispetto alla manualità delle persone a fare un lavoro manuale e al fatto che molti oggi lo rifiutano? È forse dovuto alla scuola, all'università, a una scarsa cultura manuale all'interno delle famiglie? Cioè, secondo lei perché si è persa questa cosa o si sta perdendo un po'? Si è persa perché la tecnologia avanza a casa. Cioè, io ho 2 bambini e li stimolo a non usare il computer, a divertirsi, ad andare nei prati, e questa cosa qua anche sul lavoro si vede che preferiscono, cioè si studia, si porta a studiare, però la manualità ci sta sempre. E chiederei ancora anche all'altra persona che Tomasetti fa il montatore, no scusate, a Bellusci che sta dietro, scusate mi sono un po' confuso con i nomi. Qual è la sua posizione sul lavoro manuale e perché a lei piace farlo? Ecco. Diciamo che a me piacciono le sfide, mi piace anche vedere, costruire, fare, quindi questa è la base, diciamo. È una sua opinione sul perché si è un po' perso invece in Italia? Come si parlava fino adesso, un po' la tecnologia si fa perdere, no? Cioè, la voglia di fare il manuale, è tutto troppo più facile secondo me, sei lì seduto, usi un computer, non hanno neanche più stimoli secondo me a provare, a costruire, a fare qualcosa, cioè, poi sempre è opinione personale comunque, quindi... Certo, certo. E chiuderei questa parte sulla produzione Visentini. Voi siete un'azienda che è internazionale, che sicuramente anche esporta molto all'estero, ma come si coniuga, diciamo così, via via la crescente meccanizzazione dei processi produttivi, ma quest'anima invece artigianale che voi siete riusciti a mantenere? Come riuscite un po' a portare avanti entrambe questi 2 aspetti? Allora c'è una differenza abissale tra la produzione di quello che è, diciamo, la botte grande, quello che in cui siamo specializzati noi, e la vendita delle botti più piccole, quelle che sono andate di moda fino a qualche anno fa, che è il classico termine, le barrique. Fondamentalmente c'è una meccanizzazione completamente differente. Appunto, vedo una derivazione tecnologica, ma che non mi ha dato grande soddisfazione nella vita, ho voluto creare un'azienda quasi anacronistica da un punto di vista del produttivo. La botte grande fondamentalmente non ha quasi meccanizzazione, che non sia ovviamente le macchine che manualmente utilizzi per la preparazione del legno, ma non c'è niente di automatico, mentre nella produzione delle botti piccole è quasi tutto automatizzato. Noi al contrario abbiamo deciso di comunque mantenere una produzione 100% artigianale, e nonostante l'aumento degli ordini sia all'estero che anche in Italia, semplicemente abbiamo istruito il cliente, che fortunatamente ci ha dato credito in questi anni. Ovviamente non posso crescere solo io come persona fisica, è la nostra azienda che cresce insieme, e grazie alle aziende che ci danno possibilità di crescere, per cui i clienti hanno capito bene il tipo di lavoro che noi stiamo facendo e semplicemente aspettano dei tempi di consegna più lunghi. Da noi non esiste il just in time come spesso succede in altre categorie. Molto chiaro. Ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo qui a Friuli Economy. Di nuovo in compagnia di Cristiano Visentini e del suo team di Mastro Bottaio, abbiamo parlato della sua esperienza in Francia, delle motivazioni che l'hanno portato a rientrare poi in Friuli, a aprire, fondare un'azienda che poi nel corso dei 20 anni successivi è arrivata anche a potersi espandere all'estero. Parliamo un po' anche con l'ausilio delle slide che ci ha fornito il direttore del centro studi della Camera di Commercio di Udine, Passon, della produzione mondiale di vino. In questa prima graduatoria possiamo vedere che nel settore della produzione di vino l'Italia raggiunge la posizione di vertice, come possiamo vedere. Seguono poi anche la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti. Ecco, questa è una slide che mi serve un po' per imbeccarla, signor Visentini, su un po'
la vostra produzione invece per clienti all'estero, come avete fatto a farvi conoscere all'inizio e come fate adesso per trovare diciamo così, clienti che vi commissionano botti anche dall'estero? Addirittura vi domando se la vostra produzione esce anche dai confini europei, perché vediamo che tra i primi produttori ci sono anche gli Stati Uniti, l'Australia, l'Argentina, Cina, il Sudafrica, il Cile, paesi lontanissimi dal Friuli Venezia Giulia. Le chiedo anche se voi arrivate fino a questi paesi qua. Beh, ormai la produzione di vino ovviamente viene fatta dappertutto, ci sono grandissimi paesi emergenti come può essere la Turchia, che poi già da qualche anno si può chiamare più paese emergente, o l'Azerbaigian, che stanno con la stessa Cina che sta investendo molto sulla produzione del vino. Ovviamente dipende anche il tipo di qualità di vino. Calcoliamo sempre che noi bottai, cioè tutti i bottai mondiali, no, se dobbiamo parlare un po' di dati, che siamo circa 450, per cui sono pochissimi come produzione. Ovviamente uno può anche pensare che c'è una concorrenza bassissima, ma questo non è vero, perché tutto il vino che va in legno fondamentalmente si rivolge a meno dell'8% alla produzione mondiale del vino stesso. Di conseguenza la concorrenza è mostruosa. Poi con l'evento anche dell'utilizzo del legno su altri ovviamente settori, quello della distilleria, per cui grappe, cognac, Basso Armagnac, l'alcol in generale è sempre stato utilizzato, ma un nuovo mercato per noi molto importante è il mercato delle birre, che è stato ovviamente in crescita costante negli ultimi 4 anni e in tutta Europa e anche all'estero. Tornando a parlare di vino, l'Italia fondamentalmente ha sorpassato da un punto di vista della quantità di vino prodotto gli altri paesi già da qualche anno. E quindi probabilmente il vostro mercato di riferimento? Per scelta noi abbiamo deciso, abbiamo fatto questo logo nuovo che è Mastro Bottaio Italia, perché fondamentalmente crediamo nell'Italia, nonostante le difficoltà di lavorarci, come abbiamo già spiegato prima. E abbiamo mantenuto come proporzione 55% del mercato italiano e 45% del mercato all'export. Il nostro paese principale di vendita come vetrina importanza è la Francia, da dove provengono per ovviamente nome, storicità e caratura i migliori, diciamo così, produttori mondiali. Anche se ovviamente negli ultimi anni ci sono moltissimi produttori italiani che hanno espiantato, diciamo, questa egemonia di prestigio francese. Insomma. Certo, per tornare magari a vitigni anche locali. Locali, esatto. Certo, e all'estero, fuori dall'Unione Europea, voi riuscite ad arrivare ad uno di quei mercati che dicevamo prima, gli Stati Uniti, la Cina, il Sudafrica, il Cile, l'Australia, oppure ancora no? Quali sono le difficoltà di arrivare a mercati extra Unione Europea? Le difficoltà praticamente sono quasi nulle, la difficoltà è proprio l'attecchimento nel mercato stesso, ma ormai la logistica, tutto quello che è la comunicazione diventa veramente ridicola se pensiamo ai tempi. Lavorare con i paesi più lontani forse è più facile anche lavorare con i paesi vicini, perché col cambio d'orario fondamentalmente la comunicazione viaggia in tempo reale. Sei H24 attivo su una comunicazione appunto attiva, per cui non c'è nessun problematico da un punto di vista della logistica e della comunicazione. Ovviamente lo sviluppo del mercato, per quanto ci riguarda, da sempre, anche all'estero, il 90% del nostro sviluppo commerciale è derivato dal passaparola, cioè aziende che vanno da altre aziende, che assaggiano il prodotto, restano entusiasti, ci contattano magari addirittura via Facebook o comunque ovviamente tramite i siti e tutto quello che è la comunicazione, come abbiamo già stradetto, moderna, e iniziamo questo rapporto lavorativo, cioè quando ovviamente vanno da un cliente importante e trovano un prodotto nostro con un risultato ovviamente all'assaggio anche accattivante, è già l'80% del lavoro fatto. Per cui fondamentalmente che sia Australia, Argentina, che sia la Francia, che sia lo stesso Azerbaijan, onestamente noi non abbiamo investito nelle classiche forme, diciamo così, di sviluppo commerciale come le fiere o comunque delle promozioni particolari. Quasi tutto è fatto solo col passaparola. Ecco, vedendo la slide di pagina 26, quella che si intitola Persone che in Italia consumano vino per genere e classe d'età, anno 2016, possiamo vedere che stiamo assistendo esattamente a un cambiamento epocale, nel senso che aumenta il consumo occasionale. Il modello italiano
tradizionale di consumo quotidiano di bevande alcoliche, soprattutto vino, durante i pasti, cede il posto ai modelli tipici dei paesi del nord Europa, caratterizzati da consumi elevati di bevande alcoliche anche fuori dai pasti e probabilmente non più di vino o birra, ma probabilmente superalcolici. Questi cambiamenti hanno influito sul vostro business in questi anni, signor Visentini? No, ovviamente volumetricamente o da un punto di vista diciamo, delle richieste non hanno modificato sensibilmente le richieste nei confronti dei nostri prodotti. Sicuramente ha modificato sensibilmente la cultura del bere, perché fondamentalmente uno che beve fuori dai pasti in maniera sporadica probabilmente non è un bevitore per passione, ma è un bevitore per voglia, per cui un mezzo ubriacone, scusate. E di questo punto di vista qua, secondo me, una maggiore conoscenza, una maggiore formazione al consumo di bevande di qualità sicuramente aiuta a veicolare meglio questo tipo diciamo, di andamento. L'esempio è stato fatto di questo problema qua, è venuto fuori uno studio proprio poco tempo fa, che l'India stessa, dove i consumatori di alcol occasionali sono stati studiati perché si consuma alcol. Si consuma alcol per dimenticare qualcosa, per ovviamente estraniarsi dalla realtà che si sta vivendo e di conseguenza già nelle scuole hanno formato con l'educazione civica al consumo di sostanze alimentari, cioè alcol di buona qualità, e in questo caso si parla di vino, e il consumo negli ultimi 6 anni in India di vino è aumentato del 38%, però vino e consumo di qualità, non da alcolismo. Certo, ma parlando proprio del Friuli Venezia Giulia, di cui adesso stiamo vedendo delle immagini di alcune coltivazioni di vino, di uva in realtà, scusate, una sua opinione su questo ritorno anche a dei vitigni tradizionali, tipo ad esempio la ribolla gialla? Quali diciamo così, prospettive vede per questo vitigno o per altri vitigni qui in regione? Credendo fondamentalmente nell'imprenditoria agricola friulana, io credo in qualsiasi progetto comune che sviluppi diciamo, un prodotto locale. Per cui per me è fondamentale tutto l'interesse che stanno creando sulla ribolla, interesse che abbiamo perso nei confronti del Tokai attualmente friulano. L'unica cosa che posso dire e che vedo da esterno, perché questo ci può ledere da un punto di vista delle vendite, è quello di avere magari una veicolazione dell'energia verso un obiettivo ben preciso e non con questa diversità totale del prodotto finito, perché attualmente la ribolla si produce in ogni sua forma, dal macerato allo spumante al vino tradizionale, e forse questa diversità di esposizione nei confronti di un mercato magari che intende conoscerla crea della confusione, per cui io direi benissimo avere un vino comune, che è comunque un autoctono, che è sempre esistito e di grande qualità, ma veicolarlo in una maniera magari forse un po' più unitaria e per dopo sviluppare tutte le sfaccettature laterali. Lei, Visentini, chiudiamo con una battuta sul Friuli Venezia Giulia, pensa ormai di essere ampiamente conosciuto in Friuli Venezia Giulia, che quindi il suo mercato qua sia, fra virgolette, saturo, maturo? Che cosa vede che magari i produttori di vino in Friuli Venezia Giulia hanno ancora magari tutti percepito della realizzazione di botti in legno? Ma un mercato non è mai saturo, una parte ovviamente della colpa è la nostra possibilità e il tempo di dedicare alle nuove aziende friulane, che comunque sono moltissime, perché considerando su circa 2200 aziende che ci sono in Friuli, noi abbiamo quasi 600 clienti solo in Friuli, su un totale di quasi 4000 che abbiamo al mondo, per cui il Friuli per me per storicità deve essere un polo importantissimo e continuerà a essere un polo importantissimo, e sempre ho ringraziato tutti i produttori, lo sanno benissimo, che mi hanno fatto crescere nel dar gas di casa, per cui il Friuli avrà sempre il mio appoggio sia emotivo che anche fisico. Poi fondamentalmente la saturazione, come ho detto prima, può esserci una mancanza nostra per una questione di tempo, dimensione e produttività, come anche ovviamente una mancanza da parte del produttore di interesse, sia perché produce solo dei vini freschi, per cui non ha interesse ad avere niente a fare non solo con la nostra azienda, ma aziende che ovviamente producono legno perché non servono a loro, o perché preferiscono usare altri fornitori per vari svariati motivi. Comunque in ogni caso
per me non esiste la gelosia. L'unica cosa importante, che dico sempre in qualsiasi settore, più servizi di qualità sono per il settore stesso, più comunque si sviluppano il turismo e la buona qualità. Di conseguenza ben venga qualsiasi tipo di produzione con una buona tecnica che porti qua clientela di qualità. Benissimo, ci fermiamo per l'ultimissimo blocco pubblicitario e poi torniamo per l'ultimo spazio qui di Friuli Economy. Visentini, abbiamo fatto un excursus della sua storia imprenditoriale, della sua storia anche di emigrante, che è rientrato qua in Friuli Venezia Giulia, ma adesso per il futuro, dopo questi 20 anni della sua azienda qui in Regione, che cosa vi attende? Quali sono i vostri piani per il futuro? Sicuramente una vendita ad alto prezzo dell'azienda, mandare a casa tutti, no? Come si dice? Beh, no. Farebbe venire il panico qua nei suoi collaboratori. Scherzi da parte. Diciamo che la Mastro ormai è formata sì dai suoi dipendenti attuali, ma tutti abbiamo famiglia. Sicuramente gli investimenti futuri saranno quelli da dedicare, diciamo, a questo futuro, se vorranno far parte ovviamente dell'azienda, perché attualmente la vita è talmente cambiata che non si saprà cosa faranno un domani i nostri figli, perché appunto potrebbero vivere completamente da un'altra parte come se erano in azienda. Per cui io mi riservo di continuare su questa strada di sviluppo, sicuramente non lasceremo la ricerca sia sulla materia prima che anche di migliorare continuamente il prodotto, perché deve essere così. Un'azienda che si adagia a un'azienda che è già morta, ho degli esempi di amici anche locali di crescite professionali e non si sono mai adagiati un momento, mai avere questa forma di, diciamo, secondo me, di pigrizia, di credere di essere arrivati da qualche parte, per cui continueremo ovviamente con tutto il nostro staff e nelle possibilità, insomma, tutte le difficoltà che troveremo in un futuro cercheremo di affrontarle al meglio. Ecco, si fa anche un gran parlare di aziende familiari, di passaggio generazionale, no? Lei indubbiamente è ancora molto giovane, ma lei cosa vede per il futuro societario, in questo caso a Mastro Bottaio? Voglio dire, lascerà poi un giorno i suoi figli, entreranno magari alcuni dipendenti come soci, entreranno nuovi soci, cioè che cosa pensi di questo? Che è un tema in realtà importantissimo, perché il passaggio generazionale riguarda tantissime aziende in Friuli Venezia Giulia come in Italia che sono a proprietà familiare. Allora, come ho detto, sicuramente l'investimento è fatto anche nell'ottica di dare una possibilità migliore della nostra ai nostri figli. Se vorranno essere in azienda, ben venga, saranno ben accolti senza nessun problema. Da un punto di vista societario, faccio un esempio proprio del nostro caso, io non sono mai stato legato, non ho mai avuto un senso di proprietà viscerale della mia azienda. La mia azienda è un nucleo dove tutti lavorano e loro sono testimoni. L'esempio è Angela stessa, che è comunque una parte societaria sua, che sarà una parte piccola del 5%, ma che si è acquistata tranquillamente. Michele poco tempo fa mi ha chiesto se potesse, la possibilità di entrare nella società stessa, e ho detto senza nessun problema. La mia azienda è libera ad investitori che vogliono lavorare all'interno dell'azienda, per cui sicuramente tutto quello che faremo non sarà fatto con investitori finanziari, ma con investitori che fisicamente vorranno lavorare e far crescere l'azienda stessa. Ecco, questo che lei ha detto è molto bello e molto interessante, anche la possibilità per i dipendenti di diventare dei soci. Magari chiederei giusto due battute su questo aspetto, da un lato a Michele Gassic, che ha chiesto questa cosa e che quindi anche significa che è convinto e coinvolto in questo progetto di Mastro Bottaio. Sì, sono coinvolto perché ho imparato un mestiere in 8 anni con Cristiano. L'azienda è cresciuta e l'ho fatta crescere anch'io, fra virgolette. E ho chiesto a Cristiano se c'è la possibilità di far parte di questa società. Questo è un aspetto non secondario, perché molte volte poi le imprese tendono a chiudersi nella famiglia proprietaria, invece questa apertura è importante. Chiederei anche un commento al suo ingresso societario ad Angela Todone, che ne è responsabile amministrativo, ma che, come abbiamo sentito prima, detiene anche un 5% di Mastro Bottaio, e come anche cambiano magari le motivazioni quando un dipendente diventa anche lui socio, forse diventa anche più proattivo, propositivo. Ecco, se ci racconta un po' in breve la sua esperienza in questo senso. Io sono entrata in Mastro Bottaio che era una semplice impiegata amministrativa
E per delle vicissitudini ho chiesto a Cristiano di poter entrare in società, lui è stato disponibile a questo e ho voluto entrare in società perché la Mastro Bottaio è un'azienda in cui io credo fortemente. Ho una stima enorme nei confronti di Cristiano perché ho visto l'impegno, la passione che ci mette, l'ho visto da dove è partito, l'ho visto dove è attualmente perché non è il suo punto di arrivo questo e credo nelle sue potenzialità, so dove può arrivare. Io do una mano dal punto di vista amministrativo e devo essere sincera, il grosso del lavoro lo fa lui. Perché è un'attività dove la conoscenza del legno, la conoscenza del vino è la parte fondamentale, quindi è lui la persona che ha tutte queste conoscenze, che è continuamente informato su tutte le cose che ci possono essere. Lui vive la natura, perché ricordiamolo che il vino comunque è qualcosa legato alla natura e lui la vive e di conseguenza vive il legno ho preso questa decisione e sono contenta di fare parte della Mastro Bottaio. Nel mio piccolo mi impegnerò. Comunque, cioè, sono io. All'inizio ero io, adesso siamo noi, c'è questo continuo dire fondamentalmente io non sarei in grado di sviluppare niente se ovviamente dietro le mie spalle, dietro le mie responsabilità non ci fossero delle persone come loro che costantemente mi fanno crescere, perché fondamentalmente ormai da solo un'azienda non si può gestire. Questo no, certo, è una collaborazione continua che abbiamo tutti quanti all'interno dell'azienda, parliamo continuamente, siamo a stretto contatto tutti quanti. Litighiamo continuamente. Sì. Non è tutto rose e fiori. Questa sera però siete riusciti ad andare d'accordo. Chiederei un'ultima battuta a Visentini. In Friuli Venezia Giulia negli anni 90 il fenomeno emigratorio era ripartito. Adesso negli ultimi 10-15 anni in Friuli Venezia Giulia emigrano ogni anno dal Friuli Venezia Giulia emigrano ogni anno migliaia di persone. Ma secondo lei perché molte di queste poi non rientrano in Friuli, come invece ha fatto lei? Cioè che cos'è che manca, che cos'è che non ha il Friuli Venezia Giulia di attrattivo? No, il Friuli Venezia Giulia non manca niente, anzi il Friuli Venezia Giulia, nonostante la sua piccola dimensione, dei primati che sono grandiosi, sia in settore industriale, in settore enologico, siamo stati copiati, tra virgolette, siamo partiti prima con dei bianchi importantissimi, anche nel settore bio, uno dei primi vigneti certificati biologici in Italia è friulano, cioè abbiamo avuto grandissime cose, anzi il Friuli forse un'isola felice. Partono perché? Perché ovviamente in altri stati c'è una facilità di ingresso e di inizio molto più semplice della nostra e continua a venire fuori queste problematiche, qualsiasi cosa sia di natura burocratica per aprire un'attività o per chiudere richiede dei tempi biblici e un'esasperazione tale che la gente va dove ovviamente questo tipo di lavorazioni sono più facili, per cui secondo me il primo motivo dell'esodo e non del ritorno è il fatto proprio della facilità di essere collocati sul mercato del lavoro. E seconda cosa, sicuramente di una parte di questa gente qua forse non ha la capacità imprenditoriale di dire rischio e apro un'attività. Dipende uno cosa vuole fare. Se uno va via per imparare un mestiere o comunque per fare una specializzazione con l'idea chiara di riaprire qua è un discorso, però ovviamente difficoltà che uno incontra nell'aprire un'attività sicuramente trova maggiore facilità o spazio in un altro paese, per cui è da facilitare insomma, i giovani a rientrare. Certo, bene, ringrazio Cristiano Visentini e tutto il team della Mastro Bottaio SRL. E adesso lancio la rubrica sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, Friulavoro in collaborazione con Mave. A tutti i telespettatori di Friuli Economy do appuntamento fra una settimana per una puntata dedicata al fatto se l'Italia deve rimanere o meno nell'Unione Europea e continuare ad adoperare l'euro. Buona serata a tutti, arrivederci, grazie mille.